Siamo il 30 marzo e siamo qui con il neoeletto consigliere regionale per il Veneto Lucio Tiozzo. Ecco, intanto le sue prime impressioni, la sua soddisfazione. Beh, dal punto di vista personale sicuramente molto bene, una campagna elettorale complessa, difficile, fatta in tempi molto ristretti, con qualche polemica purtroppo, però dal punto di vista mio personale c'è stata una risposta degli elettori, delle persone che conoscevo, ecco, delle persone che ho mantenuto un rapporto costante in questi anni, che mi hanno riconosciuto, ecco, elettoralmente. Mi dispiace purtroppo invece per il dato della coalizione, mentre il Partito Democratico va in Consiglio regionale con 14 consiglieri, un bel gruppo fatto di tante competenze, e credo che sicuramente daremo filo da torcere a questo centrodestra, che sicuramente vivrà una fase complessa di scontro, competizione tra PDL e Lega. Ecco, che cosa può dire invece ai suoi tanti fan? Abbiamo visto anche su Facebook e in internet, ma anche sicuramente a tanta gente, ricordiamo è stato votato più di 5.000 persone. Che cosa dice a questa gente? Che cosa vuole esprimere? Ma l'impegno è quello di sempre, insomma, un rapporto costante, i problemi di tutti i giorni che hanno le persone, bisogna lavorare molto di più nel contatto diretto con i cittadini, perché queste elezioni dimostrano anche qui a Venezia, con questo grande risultato di Orsoni, che se si è radicati sul territorio, si mantiene un rapporto costante e si affrontano i problemi generali, reali della gente, le risposte poi arrivano. Ringraziamo il neoeletto consigliere Lucio Tiozzo per il Consiglio regionale del Veneto, grazie. Grazie a voi.